E benvenuti a questa nuova puntata di Calcio e Mercato. Anche oggi siamo sulla breccia, nel senso che ci siamo comunque a darvi informazioni di prima mano e lo facciamo sempre con la nostra Vincenza Gallo. Vincenza, benvenuta. Bentrovati a tutti, buon pomeriggio. Ospite d'onore, il mitico, la vera capriola, Walter Perrotta. Buon pomeriggio a tutti, grazie dell'invito. E poi abbiamo il mitico collegamento con il nostro supereroe fantastico di calciomercato, Attilio Malena. Benvenuto Attilio. Buon pomeriggio a tutti, bentrovati. Oggi un po' di frizzantezza in più perché, come tutti sappiamo, non c'è assolutamente nessuna grande novità in evidenza, però ci siamo noi che sicuramente vi daremo tantissime informazioni. Nel frattempo, come tutti sapete, facciamo un po' la sintesi di quello che è accaduto in settimana, in questi giorni che non ci siamo visti perché il Rende non è stato ripescato, la Serie C ha fatto i calendari con la X e con la Y e si partirà. La Serie C partirà il 27 di settembre con X e Y fino a che non verrà ratificata la riammissione di Foggia e Bisceglie, così praticamente è uscito fuori. Nel frattempo io inizio subito a sprombattuto con Attilio perché, scherziamo, le novità ci stanno, sono tante. Attilio, illuminaci tu dal calciomercato. Sì, è arrivata la tanto agognata ufficialità per quanto riguarda Charpentier come nuovo calciatore della Regina. Non era sostanzialmente una novità, mancava solo il crisma dell'ufficialità che è arrivato in giornata con un accordo in prestito tra il presidente Enrico Preziosi e il presidente della Regina Luca Gallo. Un grande in bocca al lupo tra l'altro a Charpentier, che è stato trovato positivo al Covid-19, quindi un augurio di pronta guarigione da parte di tutti noi per il nuovo talento della Regina che tanto bene ha fatto nella scorsa stagione con l'Avellino. Una Regina che dopo aver centrato anche l'arrivo di Fatih, per ora oltre alle cessioni si sta concentrando anche per regalare un ulteriore tassello sulla fascia a Mimo Toscano. Contatti positivi anche in giornata con Di Chiara, che sarebbe il nome prescelto da parte del direttore sportivo Massimo Taili. La trattativa va avanti in attesa poi di stringere la presa intorno all'attaccante. Il favorito resta Iallo, le cessioni sono state quasi pressoché tutte definite, a parte Blondet. De Francesco si è legato all'Avellino a titolo definitivo, Sarao non è più una novità, è un calciatore del Catania. Dall'altra parte occhio alla posizione di Reginaldo che non è più intoccabile, così come quella di Sunas. Per Reginaldo vanno avanti anche in questo caso i contatti per quanto riguarda l'eventuale passaggio dell'esperto attaccante brasiliano al Catania, sempre di mister Raffaele. Dall'altra parte nome nuovo per l'attacco del Cosenza, poi non tanto nuovo perché i contatti vanno avanti da circa 15 giorni con l'attaccante in uscita da Monza Ettore Gliozzi. Nella giornata di ieri con la redazione del calciocalabrese.it abbiamo intercettato il suo entourage Tullio Tinti, che tra l'altro è lo stesso di Pierini che non ha brillato nell'ultima stagione al Cosenza. Intercettato, incalzato dalle domande, ha ammesso sostanzialmente che la trattativa è possibile, va avanti, ma servirà comunque tempo eventualmente per concretizzarla, anche perché il Monza dopo una campagna acquisti faraonica ha anche la necessità di vendere. Assolutamente sì, anche se Gliozzi ha fatto molto bene in Serie C, a Monza non ha brillato, 2 campionati importanti, soprattutto a Siena dove ha fatto 16 gol, però in Serie B diciamo che abbiamo la necessità di avere qualcosa di peso lì avanti. Gliozzi probabilmente rientrerà nei quadri come giovane da utilizzare, ma quanto si è sentito praticamente il DS Trinchera sta lavorando oltre Alpe, di più non riusciamo a sapere. Cosa ne sai tu di tutte queste trattative? Ancora gira, possiamo dirlo, il nome di Sanogo, ancora ci sono in ballo trattative che portano alla Francia, Attilio. Sì, dobbiamo monitorare bene quest'asse in attesa che poi arrivino riscontri ben più precisi, ma la certezza è che il Cosenza, stretto giro di posta, anche prima del weekend potrebbe anche arrivare ad ufficializzare altre trattative, anche perché Cone non è più una novità, il suo arrivo, il suo ritorno dopo la stagione sfortunata, l'ultima alla corte anche di Roberto Chiuzzi in ordine di tempo, prima con Pillon e prima ancora con Piero Braia. Oltre a questo, nell'asse che si è venuto a creare con il Torino, ricordiamo il giovane promettente classe 2002
Aceto è passato ai Granate in prestito con diritto di riscatto. Il Cosenza ha richiesto informazioni anche sul giovane classe 1999 Oadara, ma non è di fatto una novità perché lo stiamo raccontando ormai da diversi giorni. Il Cosenza, parallelamente con il suo direttore sportivo Trinchera, lavora, come giustamente dicevi tu, Oltralpe su 2-3 elementi da consegnare a Occhiuzzi entro chiaramente la scadenza del 5 ottobre. Dall'altra parte lavora sempre per creare questi assi che poi alla fine possono portare degli elementi importanti, come vedi lo stesso Cone, che ha dimostrato ampiamente il suo valore prima di ricadere purtroppo nello sfortunato infortunio. Assolutamente sì. Nel frattempo il calcio comincia alla grande, comincia la Serie A, domenica c'è il debutto del massimo campionato di calcio in Italia, il Crotone sarà impegnato in trasferta a Genoa, il Crotone che ha fatto praticamente man bassa, manchevole, 6 reti con vedete il breve filmato, 6 gol con la Vibonese, ovviamente formazione di Serie C, con tutto rispetto, la Serie A non è la Serie C, la partita è finita 6-1, anche Rivière è andato in gol. Walter, io a te subito passo la parola, si parte con non solo un campionato di Serie A che è anche lì, non è che ci siano stati quei colpi clamorosi, però si parte con questo post-Covid praticamente a fine ottobre, quando stanno per arrivare i primi freddi. Una volta si partiva a fine agosto, siamo con un mese e oltre di ritardo, ma si parte e il calcio si deve mettere in moto, Walter. Sì, come dici tu, purtroppo c'è stato questo lockdown dovuto al contagio di questo virus, che speriamo che vada via presto e che si trovi un vaccino al più presto per evitare ulteriori problematiche alle persone. Ma detto questo, inizia con un mese di ritardo rispetto agli anni precedenti. E con una campagna acquisti in atto. E con una campagna acquisti sempre in atto, perché bisogna aspettarsi di tutto fino alla fine, e penso che sia il Cosenza che tutte le altre squadre calabresi metteranno a punto e troveranno i giocatori giusti e funzionali al tipo di gioco che i loro mister vorranno esercitare. Assolutamente. E allora la nostra Adelaide. Alessia. Oggi te l'ho trovato Alessia. bello il nome. Didi, senti, come tutti sapete, qua avete il numero, potete mandare i messaggi con il WhatsApp, noi li pubblicheremo qui sotto. Hai il tasto della situazione, il polso della situazione, e ci puoi dare come dire, i primi riscontri di quanto sta accadendo nell'ambito dei tifosi, ma soprattutto nell'ambito del calcio, che poi alla fine ancora dovremmo assistere in televisione. Certamente Pippo. Walter, c'è una domanda per te proprio su quanto detto finora, circa l'oculatezza del presidente Guarascio nel costruire la squadra senza fare spese folli. Molti tifosi dicono che però ci troviamo a pochi giorni dall'inizio di un campionato con una rosa fortemente ancora incompleta e con gravi lacune ancora nell'organico. Dagli errori commessi nel passato ti chiedono: si dovrebbe dunque imparare, il passato dovrebbe insegnare qualcosa, e se sì, quali sono i tuoi consigli? Assolutamente sì, l'anno scorso si è partito con una rosa incompleta, però erano diciamo 4-5 titolari su 11, quest'anno si parte con 9 titolari su 11, e quello che sappiamo da fonte più o meno diretta, che fra fine settimana dovrebbero esserci, come dire, diversi movimenti. Non riusciamo ad anticipare per il semplice motivo che, come sapete bene, è successo con diversi giocatori. Appena il Cosenza tira fuori il nome di un giocatore, di colpo tutti si fiondano, e come di consueto il Cosenza lavora a bassa traccia. Sentito il presidente Guarascio, ha detto che vuole comunque una squadra competitiva. La nostra paura è questa qui, quella di arrivare un po' ad inizio di campionato, però il discorso è per tutte le squadre, attenzione, perché il calciomercato, cacciate 3 o 4 società che magari si sono trovate anche con organici che sono portati dalla C in B,
non è che abbia fatto tutte queste grandi operazioni, questi grandi movimenti. Il Cosenza va a colpo sicuro, va su giocatori importanti perché ha una squadra importante, giocatori, una dorsale possiamo dirla, che è quella che si è salvata alla grande l'anno scorso. Si sono come dire, ritrovati con il gruppo, dentro è rientrato Bittante, è rientrato Corsi, è rientrato Cone, giocatori che il tecnico conosce e che quindi non deve perdere tempo per amalgamare e assemblare nel campo. Io sono più che convinto che ad ora, se non è oggi o domani, qualche cosa comunque arriva. Noi cerchiamo di svelarvelo. Ovviamente è inutile che ripetiamo i soliti nomi, anche perché le trattative che ci stanno sono tante e alla fine arrivano quei nomi che sono stati fatti, che non sono stati fatti, che sono alla fine quelli su cui poi si punta realmente. Io non so se c'è in linea Giusva Branca da Reggio Calabria. Giusva, ci sei? Ci stiamo collegando con lui perché con lui adesso vorremmo come dire, affrontare questo discorso di Charpentier, però prima possiamo mandare Simi che gli spetta di diritto la copertina per il semplice motivo che domenica si gioca e il Crotone è pronto ad affrontare la prima gara di Serie A di questa stagione. Simi. La domenica ripartiamo un'altra stagione importante per il Crotone e per la nostra vita, no? Sarà difficile, lo sappiamo, stiamo preparando al meglio e vediamo dove arriviamo. Sarà una partita molto difficile perché Serie A lo sappiamo tutti quanto è difficile e adesso con questo problema di preparazione non è facile per nessuno, ma cercheremo di arrivare al miglior modo possibile. Hanno arrivato giocatori importanti, partiamo da lì, perché tutti sappiamo quanto sono forti quelli che sono arrivati e quanto saranno importanti. Parlo da quello che è spogliatoio, sono ragazzi tutti calmi, umili, che vogliono fare la stessa cosa come noi, che è lavorare per la città, per il Crotone, per la società e per le nostre famiglie. Credo che stiamo costruendo un gruppo forte, come abbiamo sempre avuto qua, perché la nostra forza è sempre stato il nostro gruppo e hanno arrivato giocatori molto intelligenti che secondo me daranno una grossa mano. Beh, allora, non so se siamo riusciti a collegarci con Reggio Calabria, ce l'abbiamo? Non ce l'abbiamo. E allora, Walter, io tra l'altra cosa ho detto all'inizio, la vera capriola. Eccolo qui, c'è Giusva Branca. Mi senti, Giusva? Sì, io sì, non so se voi mi vedete e mi sentite. Sì, ti vediamo e ti sentiamo, perlomeno io, eccoti qua. Giusva, la domanda è ovviamente, tu c'hai il polso della situazione, ma che è successo con Charpentier? È successo che è stata l'acqua calda, caro Pippo. Perché questa era una notizia che circolava da un paio di settimane insistentemente in città. Mi sentite, sì? Sì. Okay. Che circolava da un paio di settimane in città e giornalisticamente l'avevamo, però non avendo conferma e trattandosi, capisci bene, di dati sensibili che riguardano la privacy, nessuno di noi l'ha data. Ma questi sono, lo spiego agli ascoltatori, questi sono doveri della carta del giornalista. Si tratta di dati sensibili sulla salute delle persone, non si possono sbandierare in piazza se non arrivano direttamente dall'interessato. Quindi era un po' che circolava la notizia. Charpentier è stato ufficialmente acquisito alla Regina in prestito, peraltro, è il 6º prestito della compagine Amaranto, ma soprattutto è risultato positivo. Infatti il club oggi stesso sottolinea che è stato il 3º tampone, quindi sapete bene che c'è un periodo di distanza tra un tampone e l'altro, fate due conti andando indietro, capite che non è una notizia di oggi questa. Il dato invece sensibile è che secondo la nota diramata dal club, il calciatore, per quanto asintomatico, dice il club, è stato comunque aggregato all'ospedale di Reggio Calabria. Questa è la nota del club. Ti sei messo di traverso, Giusva, se riesci ad aggiustare l'inquadratura... No, è che non mi vedo, capisci che non mi vedo? No, ti vediamo però in orizzontale, sei praticamente adesso... Sì. Vai, adesso come sì, adesso? Adesso va bene. Ecco,
Benissimo. Vi dicevo, quindi il dato è questo: il club ha comunicato che il calciatore è stato aggregato al grande ospedale metropolitano e che al terzo tampone, anche il terzo tampone è positivo, quindi vuol dire che era una cosa che andava avanti da un po' di tempo. Questo è. Poi da qui in avanti, se sono stati fatti altri tamponi, dove è stato lui, se è stato insieme con altri, questo non lo possiamo sapere, perché ripeto, sono dati molto sensibili per la privacy e giornalisticamente non mi ci avventuro perché sono molto ligio ai nostri doveri etici di giornalisti. Hai un cellulare che si sgancia e si mette sempre in obliquo. Comunque i dati essenziali sono questi: la regina sta lavorando sullo smaltire la rosa praticamente, e è venuta fuori questa trattativa. Oltre Sarau che è andata al Catania, adesso il Catania vuole anche Sunas e Reginaldo, sbaglio? Sì, Reginaldo sembra vicinissimo ormai al Catania. Per quanto riguarda Sunas, la piazza non ha preso benissimo questa ormai praticamente certa uscita di Sunas. Sunas e Corazza erano un po' i riferimenti principali della squadra in prospettiva, no? Perché erano i più giovani. Però sembra che ormai Sunas sia in uscita e sono parecchie le squadre che lo vogliono, perché Sunas è un calciatore che sa fare ottimamente la doppia fase, secondo me anche in B, figurati in C. Sì, Catania è una ipotesi, Catania sta pescando molto nel paniere della regina. Assolutamente. E allora io giro la palla anche a Walter Perrotta, giocatore che conosce un po' le dinamiche del calcio, la regina che deve smaltire una rosa importante, addirittura Blondet, c'è quest'altra trattativa, se non sbaglio, di De Francesco che dovrebbe andare all'Avellino. È andato. È già andato, è ufficiale quindi. De Francesco sì, all'Avellino è ufficiale. Sì, è ufficiale, uscito il comunicato oggi. Assolutamente. E allora io ero rimasto stamattina, è uscito oggi il comunicato. Benissimo. E quindi, voglio dire, Giusva, la rosa, tutte le altre cose continui a ballare destra su e giù, però cerca di fissare un po' il video. Voglio dire, la rosa a questo punto... Per oggi vi chiedo scusa, ragazzi. No, tranquillo, ma sono cose, il bello della diretta. La regina a questo punto ha bisogno di smaltire perché ha un organico importante. Sì, perché sono arrivati anche ieri Foloruscio e Fatì, quindi sono due Foloruscio in prestito dal Bari, Fatì invece a titolo definitivo biennale. Si tratta di due calciatori molto importanti, uno piuttosto anziano, un altro molto giovane. Deve sfoltire e per un discorso di numero di over previsti dal regolamento e per un discorso invece che nasce proprio da una rosa molto pletorica. Le operazioni di uscita stanno arrivando, tra l'altro non in maniera indolore per il club, sia chiaro, perché ogni uscita con contratti in mano si tratta di discrete e buone uscite, scusa il gioco di parole, che vengono garantite ai calciatori, e ancora c'è dell'altro però da fare in uscita. E poi toccherà a Mimmo Toscano rimettere insieme i pezzi di una squadra che praticamente da quella dell'anno scorso avrà poco o niente e che dovrà essere nuovamente assemblata alla ricerca di un equilibrio tattico che ti garantisco che non sarà così facile trovare. E questa era l'opinione che adesso cercavo al nostro tecnico di turno. Scusami Walter, alla fine la Serie C fai un bel campionato, ti presenti in B quantomeno con la spinta di un organico già collaudato, quello che farà il Cosenza perlomeno quest'anno, tutte le squadre incalano così, più o meno anche il Crotone ha rafforzato i punti essenziali, e quando cominci a smantellare e a distribuire hai bisogno di ricreare equilibri e non è che ci sia tanto tempo adesso. Un conto avere già un'ossatura di squadra, come parlavi prima del Cosenza, rispetto all'anno scorso c'ha 7-8 giocatori insomma, che facevano parte dell'ossatura. Per quanto riguarda la regina, invece l'analisi è giusta perché ha comprato tanti giocatori nuovi e quindi questi giocatori, il buon Mimmo Toscano, sono sicuro che riuscirà, me lo auguro e spero per lui, in poco tempo a trovare quell'equilibrio tattico e quell'equilibrio di gioco che possa permettere alla regina di veleggiare nelle zone alte di classifica. Perché due sono le cose:
o fai il colpaccio e voli in alto o fai i conti con il resto del campionato, perché non è che puoi sbagliare, e queste cose mi insegnate voi tecnici, io da giornalista osservo solamente, se non le provi sul campo non è che poi alla fine puoi fare miracoli. Tra l'altro il presidente della Regina ha dichiarato che lui avrebbe comprato dei giocatori, avrebbe acquistato dei giocatori per tentare la scalata in Serie A, quindi l'ha dichiarato ufficialmente. Assolutamente, i nomi sono importanti. I nomi sono importanti l'abbiamo visto in questi anni, in tantissimi anni, che fare il salto di qualità, diciamo, vincere il campionato di Serie B è difficile, è difficoltoso, devi trovare gli uomini giusti per questa categoria, avere birra fino alla fine per restare sempre nelle prime posizioni. Comunque il mio augurio è quello che il Presidente della Regina possa averci visto bene nei suoi acquisti che ha fatto e che ha messo in mano un ottimo allenatore che è Toscano. Assolutamente, uomini come Menez, Krisetic, Fatih, Lafferty, giocatori che non si regalano a nessuno, giocatori importanti. Io adesso non vedo più Giusva, non so se c'è un ritorno, forse è caduto il collegamento. Ci siete? Ci sei? Io voglio dire che nomi del genere non si regalano a nessuno, anche se bisogna, come dicevi tu, bisogna inquadrarli in una squadra nuova. Io ripeto, e poi vi lascio, vi chiedo scusa per il collegamento precario, tranquillo. un sacco di chiedo perdono, veramente la prossima sarò più organizzato. Dicevo, i nomi vanno benissimo, ci mancherebbe, tutta gente che sa giocare al calcio ad alti livelli. Diamo per scontato il fatto che abbiano voglia di spendersi, perché altrimenti stiamo parlando di niente. Però non sarà facile per Mimmo Toscano da subito rimettere in piedi dei meccanismi che sono stati azzerati dalla partenza di tutte le colonne portanti della squadra dell'anno scorso. In più aggiungete una cosa, che sono numerosi i calciatori stranieri, e voi mi insegnate che l'inserimento di calciatori stranieri nei campionati italiani, anche in un campionato di Serie B, che mi insegnate ancora è un campionato diverso dalla Serie A, richiede del tempo. Per carità, niente di trascendentale, ma richiede del tempo. In questo senso io credo che il Lago della Bilancia, e quindi colui il quale la Regina dovrebbe coccolarsi e assicurarsi che sia tranquillo e sereno, è Mimmo Toscano. Io credo che tanto dipenderà da lui, e ti dico, non lo invidio, ecco. Assolutamente. Ringraziamo Giusva e dobbiamo... Scusate ancora. Sì. Tranquillo, no, ma succede in tutte le buone famiglie, tranquillo, la tecnologia non è così perfetta, purtroppo qui in Calabria ancora lottiamo per avere buoni collegamenti, ma a volte la realtà che ti si presenta è tutt'altra cosa. Sarò più bravo la prossima. Non c'entri tu, è tutto un insieme di cose. Va bene, io ringrazio Giusva, a te Alessia, se vuoi... Ci fermiamo un attimo. No. Noi ci fermiamo un attimo perché c'è la pubblicità, restate con noi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Vogliono andare in Serie A. Ebbene, leggiamo un po' gli ultimi messaggi. L'ultimo veramente chiedono a noi giornalisti, dice, ma vi pare giusto avallare questa situazione? Noi stiamo avallando niente e nessuno. Voi vi stiamo dicendo dalla prima puntata, andatevi a vedere le registrazioni che sono su YouTube, che questa squadra ancora non è completa, lo stiamo dicendo dalla prima puntata, non è che ci siamo dimenticati. E non stiamo avallando nessuno, però stiamo dicendo che rispetto alla media della Serie B, il Cosenza si presenta in campionato con un centrocampo con due signori giocatori, Bruccini e Sciaudone, titolari nella scorsa stagione, fino a un mese fa giocavano, non è che hanno fatto 5 vittorie di fila nelle ultime, neanche 2 mesi sono passati. Con un signor Legittimo e Idda titolari nell'altra squadra, con i signori Bittante, Corsi, Carretta, Baez titolari. Non stiamo parlando di squadra completa e organizzata, perché così stiamo parlando anche con il buon Attilio Malena,
che ad oggi non ci sono novità e stiamo aspettando le novità perché non solo fra 10 giorni, ma manco, oggi 17, sono 9 giorni si inizia a giocare, sabato si giocherà, tra le altre cose sono usciti gli orari, si giocherà alle 2, non solo questo, quanto mercoledì c'è pure la partita di Coppa Italia, in 4 giorni si giocherà addirittura 2 volte. Walter, di questo parlavamo, io questo conforto lo chiedo anche a Attilio Malena che buono è stato lì ad ascoltare fino ad oggi, ci racconta anche lui la sua. Attilio. Ma io credo sia diventato anche abbastanza stucchevole andare a rivendicare una filosofia diversa che non può esserci. Credo che sia giusto in questo momento analizzare i fatti. È giusto anche mettersi nei panni dei tifosi che vorrebbero un colpo da 90, è giusto mettersi nei panni dei tifosi che vorrebbero già avere una rosa completa. Però io credo che ci sia anche da guardare una situazione, come giustamente sottolineavi tu, in linea generale. In questo momento fa fatica l'Inter a poter porre all'attenzione di Conte degli elementi nuovi all'interno della rosa, fa fatica la Juventus a trovare la quadratura economica, figuriamoci un piccolo club di Serie B come può essere il Cittadella, come possono essere tante altre piazze in difficoltà, ma quella del Cosenza è una strategia che va avanti da anni e che ha portato, è giusto anche sottolinearlo dal mio punto di vista, a 2 salvezze. Oggi non stiamo parlando di una squadra allo sbando, oggi stiamo parlando di una squadra che sa quel che vuole, che sa come ottenerlo ed è giusto avere pazienza. Dal mio punto di vista bisogna, qualora poi si dovesse andare a criticare determinate operazioni, sempre chiaramente in maniera costruttiva, lo si farà alla fine del mercato. Fino al 5 ottobre è giusto attendere perché in questo momento è difficile per tutti operare, compreso per il direttore sportivo Stefano Trinchera. Per cui è anche abbastanza stucchevole dover sentire sempre delle lamentele, delle critiche sul modo di operare. Il modo di operare è questo, nessuno può farci niente, la filosofia è questa e bisogna accettarlo. Assolutamente, tra altre cose parliamo anche del 6 di ottobre perché il 5 è il termine ultimo, ma fino al 6 non avremo nessuna novità anche perché eventuali acquisti hanno bisogno dei 2 giorni, anche se molti che hanno giocato probabilmente hanno già passato il protocollo sanitario importante. Però giusto per fare qualche nome, e io chiedo a te conforto Attilio, il Monza che ha sparato alto per ingaggiare Mancosu ha fatto marcia indietro, il Trapani che ha cambiato proprietà, adesso Compellino e ha in vetrina dei signori giocatori come Nzola, come Pettinari e ancora non sono stati ceduti. Questo significa che come al solito il mercato offrirà nelle ultime ore i giocatori importanti, anche perché ancora oggi molte squadre si affidano ai prestiti. Anzi, prima di darti la parola, io vorrei sentire l'intervento di Brescianini, Scuola Milan, classe 2000, che praticamente è stato Lentella, prossimo avversario di campionato del Cosenza, lo ha messo in mezzo al campo dove gioca con questi 3 centrocampisti. Sentiamocelo prima Brescianini. Abbiamo fatto un pareggio contro una squadra di Serie A, evidentemente sia loro che noi avevamo un po', diciamo, dei residui della preparazione del ritiro, quindi non stavamo al 100%, però siamo sulla buona strada e speriamo di iniziare al migliore dei modi il campionato. Un posto bellissimo, ma soprattutto per giocare a calcio qui secondo me un ragazzo può dimostrare tutte le sue qualità. Devo veramente ringraziare tutti perché dal primo giorno mi sono sentito subito parte come di questo gruppo, come se fossi un veterano, diciamo, perché veramente mi sono stati d'appoggio subito all'inizio e quindi veramente voglio ringraziare tutti e spero di continuare così. Un giovane millennial, classe 2000, 20 anni, guiderà probabilmente, verrà dato le mani del gioco del Lentella. Attilio, tra le altre cose, ricordiamo ragazzo che è andato a finire poi al Brescia. Se il Brescia si sta muovendo, Cellino si sta muovendo, evidentemente ancora non c'è niente di quadrato. No, possiamo fare degli esempi come nel caso di Palmiero. Palmiero inizialmente doveva rientrare nella trattativa con Tutino al passaggio alla Salernitana. In realtà oggi Napoli e Salernitana stanno trattando su 2 affari completamente diversi. Palmiero non rientrerà in questo affare, ufficialmente rimarrà al Napoli,
però può essere un obiettivo spendibile per il centrocampo del Cosenza da qui alla fine del mercato, anche perché, con tutto il rispetto e l'ammirazione possibile per le caratteristiche di Palmiero, non vedo quanto spazio possa trovare francamente all'interno dell'organigramma di Rino Gattuso. Dall'altra parte invece Gennaro Tutino è pronto a passare alla Salernitana, si tratta per un prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro, sempre a favore della Salernitana, per cui è un mercato completamente diverso rispetto allo scorso anno. Già è buona abitudine di quasi tutti i club italiani, non so poi alla fine quanto sia buono arrivare negli ultimi 2 o 3 giorni di calciomercato attendendo le occasioni, a maggior ragione in questo momento di difficoltà. Tu prima citavi il Trapani, Pippo Consolà e Pettinari, ma potremmo citare tanti altri club, lo stesso Monza che non ha pensato a cedere ma ha pensato semplicemente a vendere, in questo momento ha pensato ad acquistare, non ha pensato a vendere, e in questo momento chiaramente si trova con diverse formazioni interessate ai suoi calciatori in uscita che però non sono disposti a pagare, ma dall'altra parte si è anche costretto a cederli anche al miglior offerente o a chi si presenterà con un'offerta importante, perché altrimenti quei calciatori poi rientreranno fuori lista. È un mercato in cui bisogna pazientare. La parola d'ordine è attesa, 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 perché le occasioni anche in casa Cosenza non mancheranno. Può riguardare l'attacco e può riguardare tanti altri ruoli che il Cosenza deve ancora coprire. E allora, Vincenzo, no? Vincenza, no? Mannaggia, Vincenza. Michela, come ti piace? Non sono abituata a sentirmi chiamare Vincenzo. No, non ti posso chiamare Vincenzo. Ti chiamo Antonella, va? Come Va bene? preferisci. Chissà chi ha vinto la scommessa, perché so che addirittura fate le scommesse sul prossimo nome che gli darò. Ebbene sì, noi sappiamo tutto. Vivi. Assolutamente. Vincenzo, tra altre cose ricordiamo per la cronaca che l'Entella, prossimo avversario del Cosenza, ha giocato già 2 amichevoli, ha fatto 0-0 con il Bologna e ha fatto 1-1 con la Lucchese. Insomma, voglio dire, alla fine non è che poi c'è tanto movimento, tante cose. Il Crotone stesso che ha fatto 6-1 con la Vibonese, 2 categorie di differenza, insomma. Certo. Voglio dire, Vincenzo, raccontaci qualche altra cosa, dai. Guarda, in realtà io avrei da porre un paio di domande ad Attilio. Attilio, buon pomeriggio, ti saluto adesso che riesco. Ti chiedono se c'è qualche novità su Balulì e Casasola. No, Balulì dovrebbe tornare, c'è già un accordo tra il procuratore, il Cosenza e la stessa Sampdoria, semplicemente perché la Sampdoria, come spesso accade in questo mercato, sta concretizzando 3 arrivi, quelli di Keita Balde, quello di Adrien Silva svincolato dall'Eister e quello di Marin, per poi liberare Balulì, quindi semplicemente una formalità come lo era nel caso di Cone, per cui il Cosenza attende nelle prossime ore il ritorno di Balulì, che tra l'altro si è reso protagonista di un gol straordinario nel primo test della Sampdoria, conferma del grande talento che Balulì potrà dare anche nella prossima stagione al Cosenza. Dall'altra parte, su Casasola è uno di quegli aspetti sul quale bisognerà attendere, bisognerà avere realmente pazienza. È chiaro che con l'arrivo di Kupic alla Salernitana lo spazio per Casasola si diventa ancora più complicato poter conquistare spazio. Casasola non ha mai nascosto la volontà di voler tornare al Cosenza, per cui il Cosenza ci proverà fino alla fine, finché ci sarà speranza, ma alle condizioni del Cosenza, senza però fare il passo più lungo della gamba. Se ci sarà l'opportunità, il Cosenza è felice, sarà felice di riaccogliere Casasola, ma per il momento non sarebbe un discorso di imminente risoluzione. E per quanto riguarda invece l'attaccante in uscita dal Monza, Gliozzi, abbiamo qualche news? Su Gliozzi abbiamo detto, è un discorso che il Cosenza sta portando avanti da almeno 10 giorni a questa parte. In particolare il suo entourage che abbiamo intercettato ieri, Tullio Tinti, starebbe spingendo affinché il calciatore possa avere una chance maggiormente importante di poter giocare. Poi alla fine su Gliozzi la differenza la farà chi consentirà a Gliozzi di poter avere un ruolo maggiormente importante di quello che ha a Monza. A Monza non ha spazio, anche perché il Monza sta provando a prendere in queste ore anche Cannillo Luciano, giusto per completare già una squadra fortissima a disposizione di Cristian Brocchi, però il Cosenza anche su Gliozzi non ha fretta perché sta puntando elementi più importanti, ma Gliozzi è una possibilità sul quale il Cosenza sta ragionando da 10-15 giorni a questa parte, contatti costanti, c'è già il sì del calciatore alla proposta del Cosenza, eventualmente. Va bene. Grazie a te. E allora Walter, voglio anche sfruttare come dire, questo pezzo di storia che tu rappresenti, Walter Perrotta. Io mi aspettavo tra altre cose di vederti coinvolto ancora. La società del Cosenza Calcio, ex calciatori in società non ne vedo ancora
coinvolti. Sarebbe il caso pure che magari il Presidente Guarascio pensasse anche a coinvolgere qualcuno che ha fatto parte e ha dato lustro al Cosenza, come Walter Perrotta, che lo ricordiamo, la vera capriola, sei stato tu Walter. Riviere si è presa, come dire, un merito che non ha, perché le capriole le abbiamo viste fare a te, alla grande. Quella di Riviere è eccezionale, perché lui praticamente... Ma tu ne facevi quattro? No, sì, io la facevo per terra, diciamo. Lui si spinge, insomma, come fanno i ginnasti, no? Molto bella. Però la facevo nei fine anni 70, diciamo 80, quando giocavo col Cosenza. È stato un precursore di queste cose qua. Non solo qui, ma a San Benedetto ti tengono tutti quanti nell'album dei ricordi. Walter Perrotta, chi non lo ricorda. A proposito, io ti volevo chiedere, tu hai visto questo giovane Sacco che è repentino in area, ha visione di gioco, secondo me uno di quei giocatori che farà sicuramente la differenza? A me piacciono i giocatori che sono rapidi, veloci, imprevedibili. Sacco ne parlano molto bene, speriamo che non ci smentisca e che possa dare un grande apporto al Cosenza che ne ha tanto bisogno. Assolutamente, come tra altre cose si stanno allenando tutti quanti, è arrivato Schiavi che adesso è in attesa dell'esito dei tamponi perché ha fatto, era risultato positivo dal rientro dalle vacanze, poi ha fatto la quarantena a casa a Salerno, ha fatto i tamponi, due tamponi di seguito negativi, è tornato a Cosenza, adesso si aspetta l'applicazione del protocollo sanitario, altri 2 tamponi più serologici e poi lo vedremo in campo. Intanto in campo abbiamo visto che è già entrato tutti i nuovi arrivati come Conè che è rientrato a Cosenza, così come Bittante e Corsi. Walter, il Cosenza 3-4-3, questa filosofia di Occhiuzzi, adesso da tecnico te lo chiedo, un po' tutti dicono sì, vabbè, però Occhiuzzi ha avuto la forza e la capacità di imporre questo gioco, non solo, i giocatori lo stanno seguendo. Sì, ma il Cosenza ha avuto la grande capacità, a mio avviso, di ripartire quando riconquistava palla e di offendere nelle zone fertili della squadra avversaria e colpirli con una velocità micidiale. Sono di recente, come dicevi te, le vittorie importanti che ci hanno portato a questo miracolo, il miracolo della salvezza del Cosenza. Ma secondo te è dovuto a cosa? Come dire, campionato convincente, però fino a un certo punto, perché magari all'inizio tutti quanti erano un po' spaesati, ma dopo il Cosenza ha tirato fuori gli artigli. Le ultime 5-6 partite il Cosenza c'è una squadra irriconoscibile, nel senso migliore del termine. Sì, l'abbiamo visti tutti quanti noi, che era una squadra che soffriva molto, poi c'è stato questo lockdown e un po' ha cambiato diciamo, bisogna essere onesti, perché ha cambiato un po' delle situazioni in un bel po' di squadre che viaggiavano alla grande. Io per esempio avevo detto degli amici che la Juve Stabia prima del lockdown non sarebbe retrocessa, perché era una squadra tosta, fuori casa riusciva a fare risultati, in casa la vittoria spesso la faceva ed era una squadra determinata. Ecco, secondo me il lockdown alla Juve Stabia l'ha penalizzato molto, per fare un esempio. Ma ritorniamo al Cosenza, il Cosenza ne ha approfittato e si è reso molto più coeso rispetto a prima, una squadra molto più attenta, ben organizzata e che ripartiva, che era una bellezza. Infatti ricordiamoci le ripartenze, i gol di Baez, il colpo di tacco di Riviere nelle ultime partite, insomma anche delle finezze a livello tecnico da parte di giocatori che erano anche bravi, ma nei campionati purtroppo anche a volte succede che anche i calciatori bravi, secondo taluni diventano brocchi, no? Ma non è così.
perché c'è un aspetto psicologico che è importante. Il gruppo. Il gruppo, certo. Io ho fatto questo mestiere, quindi molti risentono delle situazioni esterne, malumori che avvengono negli spogliatoi, insomma. Io in una trasmissione dissi, mi sembra qui a Ten, dissi devono recuperare Sciaudone, perché Sciaudone è un giocatore a centrocampo molto importante. Ecco, mi ricordo quando c'era Braglia, perché c'erano stati dei malumori, diciamo, e delle situazioni negative. Diciamo che quando è stato recuperato Sciaudone a tutti gli effetti ha dato il suo apporto, perché non poteva essere quello di ottobre, novembre, dicembre, come tutti gli altri, insomma. Assolutamente. Io ci avrei un'altra domanda per Attilio, se mi consenti, Micheli. Ti consento col cuore, però poi anche io avrei una domanda per Walter. Assolutamente. Per quanto riguarda Attilio, si fa un gran parlare di Asensio da tutte le parti, però sembra che sia arrivata la stretta finale e pare che il Lecce abbia un passo in più rispetto agli altri. Che ci dici di Asensio? Si fa un gran parlare, dici bene, anche perché è stato accostato a diverse formazioni, è stato accostato anche alla Regina, naturalmente per un possibile ritorno al Cosenza. Oggi è testa a testa Spezia-Lecce, è una strada che conosce molto bene il nuovo direttore sportivo dello Spezia ed ex Cosenza, Mauro Meluso. C'è stato un incontro 10 giorni fa tra lo Spezia e il Genoa, eventualmente per capire la fattibilità di un prestito. La verità è che Asensio e il suo entourage vorrebbero una garanzia precisa di quale ruolo Asensio andrebbe poi a ricoprire nel suo prossimo club, ovvero, per farla breve, chi garantirà ad Asensio maggiore minutaggio lo otterrà. Per il momento manteniamoci sul 50-50 con Lecce e Spezia. Lo Spezia può offrire il fascino della massima serie, ma il progetto del Lecce non ha bisogno di presentazioni, con Pantaleo Corvino che si sta divertendo anche a pescare e a mettere a punto le proverbiali corvinate. Pantaleo Corvino definisce questo momento di riflessione, per chi lo conosce bene, il pensatoio. Nel pensatoio Pantaleo Corvino, dopo l'arrivo di Coda, sta anche lavorando per portare Asensio poi alla corte dei Salentini. Assolutamente, rimani con noi perché chiudiamo poi il cerchio non solo con la Serie C ma soprattutto col Crotone, che sembra ancora, dopo tutti i movimenti fatti, non aver esaurito i suoi colpi. A te, Vincenzo. Walter, do parola come al solito ai nostri telespettatori. Mi chiedono qual è stato, ovviamente da ex calciatore, rimanendo sempre in casa Cosenza, il tuo ricordo più bello e anche quello più brutto. Beh, il ricordo più bello è il gol che ho fatto, che ho segnato nel 1980, l'ultima partita che è rimasta alla storia, insomma, e che poi molti si ricordano, ed è stato importante perché per me, anche se non ho avuto incarichi, come diceva Pippo prima, nel Cosenza, questo mi dispiace, purtroppo ho dovuto lavorare per altre società come la Juventus, Palermo, Empoli e altre squadre, e mi hanno messo nella Hall of Fame, c'è la mia fotografia e io sono grato a Cosenza nel cuore. Che ha scelto... tu dici così, ringrazio i giocatori, non coinvolgendo, basta una fotografia, no, un po' poco. No, dai. ho capito, però certamente in quel sottopassaggio lì dove ci sono tantissimi colleghi famosi e che hanno dato tutto loro stessi per rendere questo club più glorioso ancora di quello che era, è motivo di orgoglio. E comunque, a parte questo, il gol del Potenza, perché io feci un gol di testa ed era una dote mia particolare, innata. Ne ho fatti tanti gol di testa sia col Cosenza che nelle altre squadre dove ho giocato, anche in Serie B dove ho giocato, e quella partita lì. Uno dei momenti più brutti è stato, guarda, ero giovane, l'invasione di campo a Cosenza, non so se ti ricordi, con la Paganese. Io ero in panchina, mi sono prodigato a andare a chiamare i carabinieri, le forze dell'ordine
per aiutare, perché È uscire dal campo. Sì, no, non c'era la recinzione che c'è adesso, si saltava facilmente. No, dei tifosi hanno, diciamo, sì, sono entrati in campo, però sono stati fermati, però dopo hanno rotto la porta dello spogliatoio, della porta che andava nello spogliatoio sotto la tribuna B, esatto, dove c'è la sede del Cosenza adesso, c'è la porticina, e insomma lì io mi sono prodigato paura, perché, no, comunque le forze dell'ordine sono state eccezionali, perché la salute, l'incolumità sia degli assistenti di linea che dell'arbitro sono stati tutelati. Vincenzo, so che c'hai una miriade di messaggi, ci stanno riempendo, come di consueto. Ne ho tantissimi. Sai Pippo, in realtà molti tifosi contestano questo fatto della rosa che per certi versi quest'anno è sicuramente una rosa più importante, con dei giocatori titolari, come giustamente hai sottolineato tu prima, rispetto all'anno scorso, ma in molti non sono d'accordo. Quindi io ti rilancio subito la palla su questo discorso, perché è giusto che tu ne parli ancora, però prima aspettiamo un attimo perché c'è la pubblicità, rimanete con noi. Pubblicità. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. E allora, velocemente, ne stavamo parlando poco fa, giustamente, delle dimostranze dei tifosi, perché il Cosenza non è al completo, ma ha lo stesso discorso per la Regina, che sta tagliando, ha fatto tanti nomi, sì, è bene tanti nomi, però giustamente, come sottolineava Giusva Branca, il collante, la squadra, quando parte, il campionato parte fra 9 giorni. Il Cosenza ha già una squadra che si è salvata sul campo alla grandissima. Manca l'attaccante, o no? Sì, i tifosi si aspettano qualche, diciamo, nome di un certo spessore, di calciatori che siano stranieri oppure, insomma, tipo Rivière. Cioè, un giocatore come Rivière va sostituito con un altro che degnamente. E poi c'è Asensio che è andato via. Dovrebbero prendere 2 attaccanti. Assolutamente, poi serve un esterno, però piano piano di sinistra, ti serve uno come Cosasola. Sì, e anche altri ruoli che quelli li puoi, diciamo, puoi acquistarli con un po' di calma, approfittando, come diceva Malena Attilio prima, che bisogna approfittare delle situazioni di calciatori che possono fare al caso tuo e che siano bravi, insomma, questo è. Però l'attaccante bravi deve prenderli. Allora Malena, se ci riesci a dare un'indicazione, intanto chiudiamo il cerchio sul calciomercato con il Crotone, soprattutto con Catanzaro e Vibonese che si stanno muovendo anche nelle ultime ore, l'arrivo di Parigi, l'arrivo del difensore della Juve Stabia a Catanzaro, insomma i movimenti ci stanno, anche se pure lì non è che si piange miseria, però i tifosi stessi hanno chiesto lumi e chiedono il rinforzo delle squadre. Attilio. Ma la Vibonese per ora è ferma. Il Catanzaro, nonostante si parlasse di ridimensionamento, in realtà credo che il Catanzaro in maniera del tutto sufficiente stia operando molto bene sul mercato, con 2 dirigenti che conoscono pregi e difetti della categoria, come il direttore sportivo Cerri e il direttore generale Foresti, e un Catanzaro che sta cambiando veste. Mi piace la strada che ha intrapreso la formazione del presidente Noto e anche la spavalderia sana, passano il termine Pippo, del tecnico calabro quando dice: noi abbiamo rispetto per tutti e sostanzialmente paura di nessuno, dalle ultime parole in vista dell'avvicinamento al campionato. È arrivato Fazio, un elemento importante per la difesa. Il Catanzaro ha mollato Clayton con il reintegro di Martinelli, Clayton che ha firmato per il Catania. Come abbiamo raccontato, sono arrivati i 2 calciatori dal Pisa, uno è Izzillo, l'altro è Verna che ha firmato un contratto biennale, per cui 2 strade completamente diverse, ma il Catanzaro sarà protagonista secondo me, con un progetto anche abbastanza incline ai tempi che stiamo vivendo e molto ambizioso, anche perché credo che il prossimo campionato di Serie C con un Avellino, con un Catania, sia molto più equilibrato rispetto alla precedente stagione. Sì, c'è sempre
da tenere in considerazione la mina vagante Bari, ma è un Bari che mi sembra più umano, più da categoria, con cui chiaramente te la puoi giocare con le tue armi. Dall'altra parte il Crotone ufficialmente è fermo, ha fatto il 70-75% di quello che doveva fare, ma in realtà quando le formazioni sono ferme, anche nel caso del Crotone, stanno preparando poi alla fine le classiche ciliegine sulla torta. Ecco, il Crotone sta lavorando sulla ciliegina sulla torta da regalare poi a Giovanni Stroppa. Mi riallaccio per un attimo al discorso che faceva Walter in precedenza, ha centrato il punto secondo me, Rivière, ma bisogna anche ricordarsi chi era Rivière quando è arrivato a Cosenza, perché tutti lo accusavano di essere un calciatore ormai sul viale del tramonto, tutti lo accusavano di essere un calciatore rotto, tutti lo accusavano di essere un ex calciatore e che era un calciatore che era arrivato svincolato e non aveva il ritmo partita. Dopo 2 settimane ci si era già accorti che Rivière non c'entrava assolutamente nulla con la categoria, per cui bisogna anche avere un minimo di fiducia per una società, soprattutto nella direzione sportiva, che nell'ultima stagione ha dimostrato con i fatti, soprattutto con poco budget, di poter mettere a disposizione degli allenatori una formazione, con tutto il rispetto, molto competitiva. E su questo ti do pienamente ragione, anche perché è un vizio comune di tutti i tifosi, non è solo qui a Cosenza, di criticare il giocatore neanche dopo averlo visto la prima o la seconda giornata, subito. E sono critiche che poi rimangono, i giocatori che sono uomini, la critica gli rimane. Se poi alla fine decidono di andare via, queste cose rimangono dentro, non pensate che se ne dimentichino. Ma non credo sia un discorso di no, assolutamente no, no, stiamo facendo il discorso in generale, non parlo di Rivière, assolutamente. In generale molte volte succede che la critica poi anche pesante, senza senso per una partita che sbagli, si va sull'esagerato. Certo, ma non credo sia un discorso di critica a prescindere, perché come dicevamo anche qualche giorno fa, è anche logico per chi è realmente il motore, il sale di questo sport, che voglia dal proprio presidente, dalla propria squadra, la formazione più forte, il calciatore più forte, il calciatore sulla breccia, sulla cresta dell'onda, che arrivi con un esborso di denaro. Ma oggi il calcio purtroppo, o per fortuna, è cambiato. Il calcio è molto molto più vicino a un'azienda, e in un'azienda i conti devono quadrare. Non ci può essere la perdita, altrimenti quella perdita poi rischia di precludere il futuro e soprattutto annulla tutti i sacrifici che hai fatto nelle precedenti stagioni, per cui credo sia molto complicato oggi gestire una società di calcio. Non è semplice come sembra, anche osservando, raccontandola e avendo modo poi di constatare dai dirigenti stessi. Chiaro, da fuori è tutto molto più semplice poter giudicare, poter parlare, poi quando ti trovi in determinate dinamiche sempre complicato poi poterle gestire. Assolutamente sì. Io ti ringrazio, so che devi andare via, sono riuscito a tirarti a voi fino adesso in trasmissione. Michela, dimmi tutto. Pippo, di come sono brava io. Guarda, dato che abbiamo, diciamo così, aperto questo vaso di Pandora con questo argomento che oggi è un argomento caldo, quindi noi lo cavalchiamo come è giusto che sia, i tifosi stanno rispondendo giustamente a te e a Walter su quanto detto finora e ci scrivono che in realtà sono preoccupati per il semplice fatto che lo scorso anno ci siamo salvati perché appunto aveva il Cosenza elementi come Casasola, come Rivière, come Asensio, che oggi non ci sono più. Quindi la preoccupazione è data da questi 3 nomi che sono andati via. Lo stiamo sottolineando, mi pare ovvio, Walter, giusto? Stiamo dicendo mancano giocatori fondamentali, manca l'attaccante di riferimento in avanti, manca l'esterno che fa la differenza, come fu l'anno scorso per Casasola, senza togliere niente a Bittante, che ha fatto un finale di campionato eccezionale, addirittura si è riuscito a segnare 2 gol. Voglio dire, Bittante, che tutti quanti all'inizio l'avevano scartato, Bittante è come dire la pietra che ha fatto la differenza, la pietra angolare che spacca tutto quanto. Se c'hai altro, se no passiamo alla Serie C. Non ti nego che aggiungono subito dopo che il Cosenza potrebbe anche andare a puntare l'attenzione ad esempio su alcuni svincolati di lusso, per così dire, e fanno i nomi, chiedo scusa per la pronuncia, Buchel dell'ex Juve Stabia o Bidouai dell'ex Spezia, correggetemi che voi siete Giusto, più...
o Armenteros, ex Crotone, di cui abbiamo parlato anche nelle puntate precedenti. Quindi insomma è un qualcosa in evoluzione, in itinere, speriamo di dare poi le Ve le news. abbiamo raccontate tutte, Sì. Vi abbiamo raccontato di Armenteros, vi abbiamo raccontato addirittura di Nzola, vi abbiamo raccontato di Koulibaly dell'Udinese, tutte situazioni che sono borderline, perché sono situazioni che si risolveranno a fine mercato, ma non perché c'è sicuramente differenza fra domande e offerte e tutte le società aspettano all'ultimo perché poi alla fine i prezzi si abbassano, questo è poco ma sicuro. Non è questione di svendita, sono dinamiche di mercato. Ma c'è anche il discorso che l'anno scorso, sul finale, non so se vi ricordate, Cicceretti stava per arrivare a Cosenza e poi è saltato all'ultimo. Ci sono situazioni in cui magari non riesci poi a uscirne fuori. E allora, nel frattempo che abbiamo un po', e ci ritorneremo a parlare, chiudiamo la scaletta perché, come tutti sapete, è stato stilato il calendario di Serie C, ci sarà il derby fra Vibonese e Cosenza, si gioca a Vibo l'11 di ottobre, la Serie C partirà il 27 settembre insieme alla Serie B con un Vibonese Cavese e Potenza Catanzaro. Il Catanzaro va proprio sul luogo del delitto dove venne esonerato Auteri, insomma. E del Catanzaro ci sentiamo l'ultimo arrivo, subito il servizio di Fazio, difensore della Juve Stabia, che ha detto niente, noto l'ha portato a Catanzaro. Sentiamoci Fazio. Subito è stato trovato l'accordo in tutto e per tutto, sia con me che con la Juve Stabia, quindi sono strafelici di questo. Sono contento di arrivare in una piazza importante come Catanzaro. Sapevo della stima comunque di questa piazza perché conoscendo il mister Calabro con il secondo Villa ci avevo giocato insieme quando io ancora ero ragazzino. C'è stata una prima chiacchierata quando lui ha firmato qui a Catanzaro, ma dopo non si è fatto più nulla e poi c'è stata questa accelerazione da parte del Catanzaro sabato che mi ha portato qui. Sono comunque un paio d'anni che la Serie C ha alzato comunque anche il livello sia per le squadre che a livello tecnico, però non ci dimentichiamo che anche in Serie B sono campionati dove bisogna fare prima la guerra e poi escono i valori tecnici. Quindi io conosco bene il mister perché ci ho giocato insieme a lui e lui è uno molto carismatico, è uno che comunque pensa prima a fare la guerra e poi dopo con i valori che ha una squadra riesce magari a portare la partita a casa. Degli RVM, possiamo chiudere con Galfano che ha commentato così la sconfitta per 6-1 col Crotone, però ovviamente non è la squadra con cui la Vibonese doveva fare risultato. Sentiamo Galfano. Sì, sicuramente, la squadra ha tenuto bene il campo, mi ha fatto la prima mezz'ora benissimo, abbiamo rischiato pochissimo, la squadra nella fase non possesso ha fatto benissimo, poi è normale che nel secondo tempo abbiamo messo dentro tutti gli under, abbiamo finito con 8 under, quindi è venuta fuori la caratura del Crotone, non c'era più partita, però la squadra ha tenuto bene, il primo tempo massima era quello che mi interessava, una crescita rispetto alla partita col Cosenza e questo si è visto. Infatti l'abbiamo fatto anche per questo, perché queste sono le partite che ti fanno crescere e sotto questo punto di vista sono soddisfatto. Praticamente il ritiro, fine campionato, precampionato, è durato tutto quanto un mese. Le amichevoli sono state fatte giusto una settimana prima dei campionati, 10 giorni prima dei campionati. Quanto può pesare questo? Perché poi alla fine, Walter, diciamocelo, è così per tutti, non è che uno è più avanzato e favorito o meno favorito. Sì, entriamo in un campo un po' difficile. Spinoso. Anche per me, diciamo che questo è competenza dei preparatori atletici, bisogna vedere che tipo di preparazione, perché qui ci possono andare incontro anche a degli infortuni, e bisogna vedere la forza che hanno nelle gambe, insomma, però questa situazione fa parte in ogni squadra perché hanno iniziato chi più chi meno allo stesso periodo. Alla Regina ha iniziato molto prima rispetto il 20 di luglio addirittura. 20 di luglio, sì, Toscano. Però era un'altra squadra, lo dicevamo prima. Era no? un'altra squadra, sì.
Io mi auguro che il Cosenza possa essere già pronto e pimpante in modo da mettere in difficoltà la... come si chiama, che mi sono dimenticato, la squadra che giocherà il Cosenza la prima giornata? L'Entella. Virtus Entella. Virtus Entella. Chiavari. Virtus Entella, che poi è la squadra che ha giocato la prima partita del lockdown. Sì. Speriamo che sia di buon auspicio e auguro a Occhiuzzi, a tutti i suoi, al suo staff e ai tifosi cosentini di vivere una stagione di grande prestigio. Assolutamente. Allora, Enza, e questa c'è qualcosa azzeccata. Possiamo fare... Enza, sì, ci siamo quasi. Mi è arrivato un messaggio lunghissimo, io cerco di fare una cosa proprio rapida perché ci tengo a leggerlo e mi faccio portavoce con questa lettera del pensiero di alcuni tifosi. Penso sia qualcosa che è stata sì, una lettera dei tifosi fuori Cosenza che hanno scritto al Presidente che vogliono ovviamente muoversi sul calciomercato. Esatto, ci chiedono di leggerla, io... per dar voce... È lunghissima, se riesce a... I punti più salienti, siamo ovviamente. In finale di trasmissione. Presidente Guarascio, siamo cosentini, tutti profondamente legati da un enorme sentimento di appartenenza ed orgoglio per le nostre radici. Il nostro ideale ci porta naturalmente a tifare per la squadra della nostra terra, quella stessa terra che ai noi troppo spesso viene umiliata ed amministrata senza diligenza, non valorizzando le enormi potenzialità. Per noi che al contrario viviamo con passione e voglia di rivalsa i colori rosso-blu, è intollerabile quanto sta accadendo. I lupi non sono un hobby, il Cosenza non è mai stato una piazza priva di appeal, eccetera, eccetera. Andiamo alle conclusioni, così una degna programmazione è quello che noi auspichiamo al campionato per viverlo in tranquillità, il dialogo e il rispetto nei confronti della tifoseria, infrastrutture adeguate e che, essendo il terzo anno di Serie B, non ci ritroviamo per l'ennesima volta con un budget tra i più bassi della categoria. Io ci tenevo perché c'è scritto che non l'ha mai letta nessuno, quindi che ben vengano insomma queste manifestazioni comunque pubbliche di quelli che sono i pensieri dei tifosi e quindi Pippo, anche noi per quello ovviamente che c'è possibile, noi la sottoscriviamo, è ovvio. Assolutamente è sì. Il Cosenza deve essere rinforzato, anche se lo ricordiamo, il Cosenza partirebbe con un 11 del genere che non è niente male. Esatto. Sì, Perina, ciao Perina. Saracco o Falcone in porta, linea difensiva con Ingrosso, Idde legittimo oppure Tiritiello, Idde legittimo, centrocampo Bruccini e Sciaudone, ai lati abbiamo Corsi a destra e Bittante a sinistra, in avanti Sacco dietro le punte, un 4-3-1-2, 4-3-3, con avanti Carretta e Baez. Bisognerà vedere poi le alternative o cosa ha studiato, perché negli allenamenti mister Occhiuzzi ha provato anche addirittura Sacco centrale, ha provato i due che si incrociavano, ne ha provati di tutti i colori. Il Cosenza ovviamente, come dire, c'ha già una traccia indicata. Mi stavi dicendo? Falcone o Saracco, te lo chiedono al volo, chi dei due secondo te sarà il portiere del Cosenza? A mio avviso si partirà con... e non lo dico, con Saracco penso che conosce molto bene la difesa, però non è detto perché Falcone è arrivato, bisogna vedere il tecnico se valuta pronto con l'intesa con il reparto difensivo. Mi dicono che Falcone è molto preparato con il richiamare all'ordine la difesa, è uno che grida, che chiama i compagni, bisogna vedere poi il tecnico cosa sceglierà. Se la giocano tutti e due comunque, anche se Falcone, come dire, ha un pelino, come dire, arriva da una Serie A, ha fatto un campionato importante a Lucca, però bisognerà vedere. Saracco ha vinto la Coppa Italia, praticamente ha difeso i pali del Cosenza nel lockdown, quindi parte della sua... Lui ha vinto la Coppa Italia e si è salvato, non è che... Quindi a mio avviso c'ha qualche speranza in più di partire titolare. Walter. No, io non conosco Saracco, ma non Falcone, quindi non posso esprimere non posso essere esaustivo nel valutare i due portieri, però ne parlano tanto bene di questo Falcone, speriamo che alle parole vengano anche i fatti, quindi
che sia di buon auspicio anche per il Cosenza. E io sono più che sicuro che entro domenica avremo delle notizie importanti. Vivi. Ah, beh, ma certo che li avremo. Io sono fiduciosa più di te, quindi abbiamo qualche novità sul manto di gioco, che so che comunque essere in condizioni più che buone. Assolutamente. E ti chiedono, Pippo, se confermi che nel corso della settimana prima della ufficialità, quindi dell'inizio del campionato, il Cosenza giocherà un'altra partita amichevole. Di questo non ne sono sicuro, però probabilmente un infrasettimanale o quantomeno una chiusura di settimana con una partita in famiglia è poco ma sicuro. Si parlava di un'altra possibile amichevole, però non so se ci sono i tempi, perché sono tutte quante le squadre pronte ad affrontare i campionati relativi. Si parlava del Francavilla, non so se verrà confermato o rimane solamente una voce. Queste sono voci che arrivavano ma non assolutamente ufficiali. Sicuramente il tecnico dovrà testare prima della prima di campionato la squadra. Il problema non è solo questo, quanto quello di avere squadre che rispettano il protocollo sanitario che prevede tamponi e sierologici per tutti quanti i giocatori. Sarebbe poi ridicolo fare come è successo a Reggio, dove arriva Charpentier 3 volte positivo e poi alla fine non lo so. Tra le altre cose vi ricordo pure che Schiavi è rientrato e quindi un'altra pedina da mettere nello scacchiere della difesa. Bisogna vedere ovviamente le condizioni, anche se Schiavi si è allenato a casa, bisognerà vedere a che punto di preparazione si trova. Mister, io adesso ti chiedo un pronostico sul campionato. È ovvio che questo è un campionato di A2, ma a mio avviso quest'anno ci sarà da divertirsi. Ci sarà da divertirsi perché ci sono delle squadre che hanno dichiarato, come il Monza, come la Regina, di andare in Serie A, no? Di vincere il campionato. Ma come il Bari l'anno scorso. Sì, c'è la SPAL che è retrocessa, che è una nobile decaduta, diciamo. La SPAL sanno fare calcio, lì l'hanno dimostrato dopo tanti anni, sono arrivati in Serie A. E tante altre squadre che magari non l'hanno dichiarato, ma secondo me faranno un bel campionato. È avvincente, è molto più avvincente secondo me più dell'anno scorso. Possiamo dire anche che è un avvio da brividi per il Cosenza, perché nelle prime 7 partite, sentite Popò, Lentella la prima, poi c'è la Spalla appena retrocessa, si va a Cittadella che è arrivata in finale playoff, la Regina è un derby, come tutti i derby, una partita apertissima, e poi c'è il Lecce, il Chievo, il Brescia e si va a Frosinone, un'altra che ambisce alla vincita del campionato. Qualcuno dice forse è meglio affrontarla subito. Walter. No. Ma, prima o poi le affronti tu. Prima o poi le devi affrontare, ma se non sono in buona condizione fisica, perché all'inizio e tu stai meglio, ne puoi approfittare. Solo questo è, secondo me, la cosa positiva, potrebbe essere la cosa positiva. Assolutamente. Allora chiudiamo, diamo le ultime notizie di calciomercato, che sono quelle che state sentendo da 2 settimane a questa parte, perché le novità importanti sono state Sacco in grosso per il Cosenza, il resto sono rinnovi che stavano un po' lì sull'onda, sulla scia, e non dimentichiamoci anche di questo Conè che potrebbe essere addirittura, come dire, una sorpresa di questo avvio di campionato. Siamo in chiusura ed è tutta tua la pagina. Pippo, è mia l'inquadratura, ma so che a quello che sto per dire ti unirai sicuramente anche tu. Noi facciamo tanti cari auguri di buon compleanno a 2 persone, una in primis che è Franco Segreto, nostro amico, collega, una persona assolutamente splendida, piena di professionalità, e a Manolo Mosciaro. Grazie di essere stati con noi, ci vediamo domani. E allora salutiamo mister Walter Perrotta. Grazie mister. Grazie a te ed è un piacere sempre venire alla tua trasmissione. Assolutamente, ringrazio la regia di Enzo Leonetti, i nostri collegamenti con Giusva Branca e Attilio Malena, e soprattutto rimanete qui sul tempo perché domani alle 15 Franco Segreto, auguri, buon compleanno, domani sarà qui con voi e vi continuerà a parlare di calciomercato. Manolo, auguri, ciao ciao.